Chiudo la postazione per questa sera, ci ritroveremo domani con l'ultimo appuntamento della settimana. La postazione sono tutto io, Francesco Letizia. Salutiamoci con una curiosità, quella del giardiniere resta la più bella. Ti devi superare. Beh, dai, la di Becca non era brutta, perché poi non mi è C'è da piaciuta. piangere, dai. Vabbè, comunque no, una chicca geografica. Io ce l'ho una chicca da postazione, sono tutto io. Dimmi. No, tu sei pagato per dare le chicche. Non lo so, ce l'hai tu, hai detto che ce l'hai. Montella, dopo aver preso nello staff tecnico un allenatore solo per le palle inattive al venerdì e al sabato, è pronto a prendere un preparatore per i portieri da calcetto. Bella. Me la potevi dire prima, facevamo uno scambio, ti avevo 5 notizie. E quindi davi il Beckham lì su... Tu mi dai le 5 notizie a me. Per battere Pedulla, ma tanto poi ci ho pensato bene, non ti serve. Bravo. Io penso che certe volte qualcuno dovrebbe pure vergognarsi, perché tu puoi essere ruffiano, no? Però se sei ruffiano tutte le sere, se la gente dice ma quanto è ruffiano? Per dire, domani me le dai tutte. Ti ho aiutato pure su quello del Carpi ieri, pensate che... Hai ragione, però è vero, scusa. Vai, chiudiamo l'angolo della postazione sotto te, Francesco, con una curiosità. Buonanotte, no, la curiosità può essere che Camacho potrebbe essere esonerato dalla Cina, pensa che addirittura Camacho guadagna più se viene mandato via che se rimane 7 milioni di euro l'eventuale indennizzo. Va bene, grazie, a domani, Francesco Letizia.